Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi ci parliamo un po' del news sul canale, sulla pagina di Facebook. Allora, iniziamo con la presentazione dello staff. Allora, io sono Luca Antonello, mi firmo con Luca 13000 e poi ci sono gli altri due che sono Marco Simeoni e Mattia Rubin. Allora, in poche parole, Mattia Rubin è il mio migliore amico, lui si firma con 824 Power e lui viene sempre con me ogni volta che faccio i video, ho anche il registro in farming, lui è sempre presente con me, mi dà una mano nei video, anche nel fotografare, perché a volte se non riesco a... cioè se non ho abbastanza tempo mi fa lui le foto, magari mi fa lui dei video, poi modifichiamo insieme, troviamo un po' una via, una mezza via, insomma, ecco, che può andare bene. E poi c'è Marco Simeoni, lui si firma con MS98 e lui praticamente è il figlio del proprietario della Class Lexion 630 che è anche presente qui che ho presente qui sullo sfondo desktop. Allora, se lui, diciamo, cioè, ho un contatto con lui, praticamente mi fornisce un po' di informazioni a volte se fa qualche acquisti o cosa nell'azienda, oppure anche quando va a fare lavori in campo, che si presenta a trebbiare, arare, eccetera, eccetera, mi chiama, mi dice il posto, poi io vado là e inizio a fare i filmati. E diciamo che devo ringraziare anche lui, specialmente lui, perché ho fatto tre video che riguardano la sua Selection 630, di cui la trebbiatura Mais 2014, che ha avuto più di 900, sulle 902, 903 visual, adesso non ricordo bene. Poi c'è quello della trebbiatura soia, sempre 2014, che diciamo anche lì è andato abbastanza bene, 715 visual, 705, adesso non ricordo bene le visual totali. E ringrazio lui perché mi ha fatto aumentare sia le visual che gli iscritti. Adesso siamo a un totale di 44 iscritti e più di 8500 visual, se non sbaglio, siamo intorno agli 8500, adesso non ricordo bene. Comunque diciamo che anche il canale sta andando abbastanza bene, più che altro adesso è per la pagina che è diciamo che è un po' incerta, perché non ci sono tanti post, non c'è tanta roba. Inizieremo anche adesso con video di farming, roba, qualche foto, video, magari inizieremo con delle presentazioni mods e forse lì si parlerà anche di una carriera, cioè una stagione di farming. Adesso vedremo come anche fare, perché dipende tutto dal tempo. E questa parte qui intanto è tutto. E per l'attrezzatura e il lavoro adesso ho cercato di evolvermi un po', perché ancora avevo un po', non sapevo bene cosa prendere, e ho visto che la GoPro Hero 2.3 costava abbastanza soldi. Allora ho preso questa Mediacom Sport Cam X Pro 110. Vediamo se ho una foto qui da qualche parte, ma non ricordo di averne, forse. Vediamo se qui da qualche parte. No, vabbè, comunque troverete, beh, comunque potete anche andare a vedere il Mediacom Sport Camix Pro 110 HD. Allora fa foto abbastanza bene, video abbastanza fatti bene. L'unico problema era un po' l'audio, si sentiva un po' male, ma ho un po' risolto. Poi come altro materiale per altri mezzi fotografici ho questa Nikon, è una Nikon Coolpix, è un Nikon Coolpix 1400, adesso non ricordo bene il modello, 14 megapixel. Diciamo che per scattare le foto va anche bene, tipo vediamo se ho qualche foto scattata, tipo ecco, anche queste sono state scattate con una Nikon, diciamo che vanno fuori anche
bene, diciamo, anche sui video non è che se la cavo male. Adesso vediamo se ho un qualche video, ma non ricordo se ho qua. Sì, ecco qui. Possiamo vedere tipo questi video. Stagione 2013 in Insilato. Vediamo se... Adesso non ricordo se qui avevo zoomato un po', ma non ricordo. Sì, avevo zoomato in fondo, poi... Comunque diciamo che per il momento per l'attrezzatura è questa, poi giù ho degli altri PC. Scusate per il video, ho sbagliato video. Vediamo se questo dura un po' di più. Come stavo dicendo, giù ho ben un altro PC, ho quello fisso, lì è dove immagazzino un po' i video, roba, foto. Questo qua serve il PC, il portatile che sto usando adesso, è più per, diciamo, per elaborazione di video, e c'ho anche Farming perché quello giù non supporta la scheda grafica, che non è abbastanza grande, diciamo, per sopportarlo. Vabbè, mi riscarica, vabbè, niente. Ok. Poi per il fatto della intro avevo preso questa, che era quella che adesso potete trovare sul mio canale, ma ho adocchiato un'altra intro, che è questa. Diciamo, questa mi piace già di più, adesso vedrò anche come fare, se cambiarla. Ecco, se si sente adesso se si sente un po' male l'audio è non è perché siccome non ho il microfono per Windows, per il computer, e registrando con il computer viene fuori da culo proprio, cioè non si sente, cioè, si sente davvero malissimo. Sto usando per registrare il telefono, anche se è un po', a volte dà qualche problemino, ma vedremo adesso di risolvere anche questo, vedrò se comprare un microfono. Ehm, Niente, anche sulle pagine Facebook stavo dicendo, riprendo il discorso, che se volete potete inviare, se avete un'azienda agricola o avete dei mezzi, che siete di privati, potete inviarci le vostre foto, ci dite magari il nome dell'azienda agricola, noi ve le postiamo sulla pagina, e vi chiedo anche di, se potete, espandere un po' la voce, magari invitare i vostri amici, se vi va, qualcuno che magari si interessa di agricoltura, perché siamo un po' fermi sulla pagina. E detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e ciao a tutti.